Dalla prima elementare in poi i libri e gli esami non finiscono più. Eppure a Bassano del Grappa i bambini della scuola primaria dell'Istituto Vescovile Antonio Graziani hanno la possibilità di scoprire, almeno per qualche giorno, com'è la scuola senza lo zaino. Gli scolari non se ne stanno certo con le mani in mano, dato che i libri sono sostituiti da proposte di ogni genere, dagli incontri con gli autori fino allo yoga. E c'è anche chi, in vista di un futuro radioso, si ritaglia delle ali di cartone per un lavoretto coi fiocchi. Stiamo facendo un laboratorio. Cosa fate? Stiamo disegnando delle ali. Delle ali. Come mai disegnate delle ali? Perché abbiamo appena incontrato l'autrice del libro Due ali. Hanno un incontro con Cristina Bellemi, che è una scrittrice, e loro hanno letto un libro scritto da lei, e da questa storia che parla di un volo, di spiccare il volo, quindi creano le loro ali, le ali che li porteranno poi nella vita, nelle varie esperienze. A fare dei voli. Fare dei voli per andare dove? Dove ci porta la fantasia o dove ci porta il nostro futuro. Bene. Ma ditemi una cosa, vi piace andare a scuola senza zaino? Un modo davvero divertente di imparare quel che i libri difficilmente possono insegnare, per vivere almeno per qualche giorno senza il peso dello zaino sulle spalle. Questa settimana abbiamo una settimana senza zaino, quindi una settimana dove i libri rimangono a casa, ci sono solo astucci con tanti colori, tanta fantasia e una piccola merenda. Ci mettiamo in vari laboratori alla scoperta di noi stessi e degli altri.